Pittoresche bili d'epoca su e giù per la Valle Emalia, tra curve e controcurve, passaggi spettacolari nella sorprendente nebbia di inizio ottobre, puntellata però dagli straordinari colori autunnali che iniziano a dipingere le nostre valli. È stata una domenica per il sorriso di un bambino, un raduno Mini Mito organizzato a scopo benefico dal club Mini Mito di La Spezia e in particolare dal consigliere bergamasco Matteo Tiraboschi, con la collaborazione di D28 Drivers per sostenere l'associazione Agito, che si occupa di raccogliere fondi per la ricerca dei tumori ossei. 12 mini, 29 partecipanti con due bambini sono riusciti a raccogliere la bellezza di 700 euro e passa, che a dicembre, insieme ai proventi di tutte le attività svolte da altri club e mini Vito, saranno portati all'ospedale Rizzoli di Bologna per sostenere le cure infantili. È stata una bella giornata di amicizia, di solidarietà, di divertimento, il bello di stare insieme, Di nebbia. nebbia, ci aspettavamo un po' di sole ma quello passa in secondo piano. Una giornata bella, allegra, profonda, scattata da Santo Bobolo e arrivata al ristorante da Petra, sempre a Santo Bobolo, dopo aver visitato nel borgo di Amaglio, in un locale segreto di Ca del Maestro, la storica ghiacciaia di Strozza, insieme agli alpini e volontari del posto. Poi la salita a Valcava prima di scendere per il pranzo nel bistrò Valdimagnino.